Dedrime, anticipazione episodio 132. Jeanne e Sanem si perdono nei loro sguardi. Terminata la festa tenutasi alla fattoria per celebrare l'ingresso di Jeanne nella società della rinnovata agenzia pubblicitaria, tutti si salutano. Jeanne e Sanem, rimasti soli, a parole si salutano come soci, ma è chiaro che le cose non stanno proprio così. Però, mentre Jeanne lo manifesta palesemente, Sanem non lo vuole proprio ammettere. Più tardi Jeanne torna indietro e trova Sanem addormentata sulla maca. Lui pensa di coprirla e quando si avvicina con la coperta in mano si accorge che lei, appeso alla collana che porta a collo, tiene l'anello di fidanzamento che lui le regalò l'anno precedente. Jeanne è felice e la guarda con tanto amore. Proprio in quel momento Sanem si sveglia e i due si perdono l'uno nell'altra. Jeanne subito si appresta a coprire Sanem con la coperta, con la scusa dell'aria troppo fredda, e le chiede se può stare seduto lì 5 minuti. Dice che è sicuro della loro società e le domanda più volte se anche lei lo sia. Inoltre vuole sapere se lei abbia qualcosa che le ricordi lui. Sanem dice che non ha più niente di suo, ma forse a lui è rimasto qualcosa di lei. Jeanne dice che non gli è rimasto nulla e le dà nuovamente la buonanotte. Jeanne rimane poco distante a osservarla e ripensa al momento appena trascorso. Sanem si riaddormenta e Jeanne si avvicina nuovamente. Prova e riprova a vedere se le dorme e poi le sfila la collana con l'anello. L'indomani Jeanne fa footing e si sente con Emirè. Gli chiede come sta andando il lavoro e se ha bisogno di soldi, ma Emirè lo rassicura che può farcela da solo. Jeanne gli dice di non preoccuparsi di Jit perché a breve Sanem scoprirà chi sia davvero quell'uomo. Alla fattoria arriva Jeanne e Sanem è totalmente rapita da lui. Si accorge però di non avere più la sua collana a collo e si rifugia sotto il tavolo. Jeanne le chiede se sta bene e se sia successo qualcosa. Lei risponde ironicamente che sta cercando un suo amico, mentre Jeanne ovviamente si sta divertendo un sacco. Lei non capisce dove possa essere la sua collana, non si è fatta la doccia e nemmeno si è lavata la faccia, così va in casa e cerca ovunque tra cuscini e divano. Frattanto Jit chiama Yuma e le dice che è sconvolto perché Sanem non lo vuol vedere più per un po' di tempo. Poi chiama Bulut e lo avverte che non si sente molto bene. Bulut lo invita a raggiungerlo, ma Jit gli fa presente che Sanem non vuole vederlo per un po'. Bulut lo rassicura, lui è un suo amico e può raggiungerlo lì a casa. Intanto Jeanne entra in casa a cercare Sanem. Le dice che tutti l'aspettano in giardino e le chiede se stia cercando qualcosa. Lei nega, poi inciampa su un cuscino e finisce tra le braccia di Jeanne con i loro visi molto ravvicinati. Il gruppo intanto è ancora alla ricerca di un nome per le creme di Sanem. Jeanne e Sanem tornano in giardino e lei dice che andrà a pensare sulla maca, ma in realtà sta cercando ovunque la sua collana. Jeanne la guarda da lontano ed è parecchio divertito, anche perché la collana è proprio al suo collo. Deren riprende Sanem, che è costantemente distratta. Il gruppo continua a cercare il nome per la crema e ad un certo punto Jeanne suggerisce il nome di Sanem, che significa bella donna. La proposta viene accolta gioiosamente da tutti e anche Sanem concorda, giacché Jeanne è socio dell'azienda. Poco dopo Jeanne lascia il gruppo e va in casa da Aziz e Miliban. Aziz vuole andare in città a fare delle compere e a visitare Mirre e a fargli gli auguri per il suo nuovo lavoro. Poi chiede al figlio se necessiti di qualcosa e Jeanne lo ringrazia, ma dice che vuole fare da solo. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!